Siamo con Roberta Toffanin, capolista al Senato per la nostra circoscrizione per le prossime politiche del 25 settembre. Tu sei spesso a Chioggia, giusto? Chioggia ti ha un po' adottato, parliamo, giusto? A Chioggia sono sempre tornata in questi 4 anni e mezzo dopo che sono stata eletta, questo è il mio collegio e ce l'ho nel cuore, e sono tornata per affrontare le criticità del territorio, le problematiche e per ascoltare istanze di imprese e famiglie. Abbiamo affrontato il problema del GPL, della Bolkestein, abbiamo affrontato il problema delle case di Riva Lusenzo e non ultimo, ma molto importante, il settore della pesca. Abbiamo cercato di risolvere le 1000 richieste anche con il nostro sottosegretario Francesco Battistoni. Ora torno in campagna elettorale, sarà una campagna elettorale molto intensa, molto corta, ma stiamo organizzando alla grande con il Presidente del Consiglio Beniamino Boscolo, il capogruppo Marco Lanza e con l'assessore Serena De Perini. Siamo pronti e l'importante è che poi cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza per il voto per il 25 settembre, perché il Paese ha bisogno di stabilità, la stabilità si ottiene con un voto molto forte. Infatti la cosa più difficile sarà riportare le persone alle urne. Sarà molto difficile, ma sarà fondamentale e importante, perché la gente deve dare il proprio voto, deve esprimere la propria preferenza per avere un governo. Noi auspichiamo che il governo possa essere un governo di centrodestra e chiedo a tutti il 25 di settembre di fare una bella croce su Forza Italia. Grazie infinite. Grazie a voi e a presto. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente all'intero del territorio nazionale.